questo passo siamo alle esecuzioni, nel senso che non mi sembra che questo sia il clima nel quale far crescere un partito. La guerra c'è ed è sempre più virulenta. Il fuoco della polemica Tosi-Zaia, che sembrava domato dopo il congresso di Milano e le parole di Maroni, si è riacceso. Il commissariamento della Lega veneziana, deciso sabato a Padova, scatena la reazione del governatore del Veneto Luca Zaia, chiaro e categorico. Prendo atto della decisione, ma non la condivido. Un terremoto che rischia di travolgere definitivamente il partito già diviso in due fazioni. Un sopruso è una cosa ingiusta che va assolutamente modificata, quindi deve ritornare indietro Tosi su questa cosa qui. Se non dovesse essere così invece? Ne trarrà le debite conseguenze, qui c'è mezza Lega che non ci sta più con Tosi, è evidente, no? Silurato Paolo Pizzolato, Lega Nord di Venezia, imputata dell'insuccesso elettorale, ma chi protesta vede nelle decisioni dei tosiani un attacco ai dissidenti bossiani. E se si decide di fare delle operazioni di commissariamento, io non le condivido, ma a questo punto le si facciano a fronte di un'analisi seria e non random in maniera anche così chirurgica come è stata fatta. Domani la riunione del gruppo regionale della Lega, atteso il faccia a faccia soprattutto tra Zaia e l'assessore Daniele Stival, che sabato avrebbe definito il dissenso come cancro da estirpare. Io vivo nel dissenso rispetto a questa cosa che è accaduta. Se qualcuno vuol venire a dirmelo in faccia, vedrò di comportarmi di conseguenza. Zaia per il momento non pensa a rimpasti di giunta, ma non esclude provvedimenti qualora mancasse il rapporto di fiducia. Intanto lo stesso governatore invoca l'intervento di Maroni per mettere fine alla guerra e i dissidenti come Giovanni Furlanetto, uno dei 13 destinatari delle ormai celebri lettere di richiamo di Tosi, chiedono un nuovo congresso. All'orizzonte si profila una situazione esplosiva. A finire che non rinnovano neanche più le tessere, perché di fronte a una situazione così poco chiara e anche poco simpatica è chiaro che qualcuno dice basta, magari me ne vado, non mi interessa più fare politica.